Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora, eccoci, riprende la trasmissione elettorale, siamo entrati nella fase, dovremmo essere entrati nella fase calda di questa competizione elettorale, anche se a annusare l'aria che si respira, onestamente non c'è questa grande attenzione, questa grande partecipazione. I cittadini evidentemente non sono ancora entrati in clima elettorale, eppure i candidati, i partiti fanno una serie di iniziative per spiegare, raccontare quello che hanno fatto quelli che sono rimasti, che sono stati al governo, quello che vorrebbero fare, quello che invece si candidano a governare il Paese. Noi abbiamo questo spazio all'interno del quale cercheremo di ospitare tutte le forze politiche, naturalmente nei limiti delle nostre possibilità, perché è giusto così e perché i cittadini possono avere elementi per scegliere poi a chi affidare il loro consenso. Vi presento gli ospiti di questa sera: Paolo Naccarato, centrodestra, Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle, Giacomo Mancini, centrosinistra, Franco Corbelli, Liberi e Uguali, e Giuseppe Siclari, in rappresentanza della lista Sinistra Rivoluzionaria. Bene, detto questo, vi dico, facciamo un primo giro rapido, 1 minuto e mezzo, 2 minuti ciascuno, per spiegare l'importanza di questa competizione elettorale, il perché i cittadini dovrebbero, come dire, dare il sostegno al partito, alla formazione, al gruppo che voi rappresentate, e poi entriamo man mano con i temi e gli argomenti che sono propri della campagna elettorale, e magari, se siete d'accordo, anche un po' di dibattito un po' più vivace, perché sennò facciamo una trasmissione camomilla. Non credo faccia bene a nessuno. Allora, partiamo da Paolo Naccarato. Beh, insomma, è una competizione elettorale molto importante. Il Paese è ancora, per molti versi, dentro una lunga crisi che nell'era della globalizzazione ha accentuato il disagio sociale e le disuguaglianze, soprattutto nel Mezzogiorno. Ora si tratta di dare una spinta decisiva affinché sia a Roma che in Calabria una realtà politica come il centrodestra possa conseguire dei risultati che assicurino al Paese stabilità e governabilità, e finalmente nella omogeneità degli indirizzi politici dare risposte alle attese dei cittadini, dei giovani, delle imprese, del welfare, della sanità, che soprattutto nella provincia di Cosenza sono tutti temi molto sentiti dalle persone, insieme alle tante questioni che ancora rimangono irrisolte, anche questioni più spicciole che spesso non vengono affrontate per una sorta di sottocultura, di improvvisazione, di incapacità di soluzione dei problemi che indispettisce davvero i cittadini. Tutto questo deve ormai andare dietro le nostre spalle, e il nostro apporto, il mio apporto personale da uomo libero quale io sono, sarà tutto proteso verso questo impegno e verso una soluzione e una concretezza rispetto alle questioni che potrà anche creare delle meraviglie. Bene, grazie. Anna Laura Orrico. Dunque, io credo che il 4 marzo si giocherà una partita molto importante. Credo sia importantissimo che i cittadini decidano di esprimere un voto libero, un voto secondo coscienza. Io appartengo alla cosiddetta società civile, alla quale Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha deciso di aprire le porte. È la mia prima esperienza come candidata politica. Vengo dal mondo del fare, mi sono costruita
da sola, i miei genitori sono di umili origini, mia mamma ha lavorato 37 anni come caposala alle malattie infettive all'ospedale dell'Annunziata, mio padre è stato un barbiere e alla pensione ha deciso di dedicarsi all'arte. Ho realizzato tantissimi progetti, mi occupo di imprenditorialità per i giovani, ho creato uno spazio di coworking grazie alle fatiche mie e a quelle dei miei soci che sono tutti giovani come me. E l'appello che voglio fare è soprattutto ai miei coetanei, alla mia generazione che è stata completamente annullata da tutta la politica che è stata fatta in questi decenni e alle generazioni che stanno arrivando. Informatevi e votate secondo coscienza, perché il voto libero è l'unica arma che abbiamo a disposizione. Giuseppe Siclari, Sinistra Rivoluzionaria. Tanto saluto tutti quelli che mi ascoltano ed in particolare chi lavora o chi vuole lavorare e non può lavorare. E questo è il diritto fondamentale. Qual è lo scenario reale nel quale si svolgono le elezioni? Siamo di fronte ad una spaventosa crisi sociale. Sono 20 anni che la povera gente è sempre più povera e i più ricchi sono sempre più ricchi. Diverse forze politiche hanno provato a governare la società in questo contesto con dei risultati omogenei, sia fosse una formula di centro-sinistra, una formula di centrodestra, noi abbiamo assistito ad un precipitoso aggravamento delle condizioni di vita di migliaia e di migliaia di lavoratori. La realtà di fondo è una sola, è che le elezioni passano, ma quello che rimane è la spaventosa crisi di un sistema sociale, oltre che politico, che è fallito. È il capitalismo ad essere fallito e tutte le forze presenti non parlano di come superare questa zavorra che sta trascinando al fondo l'umanità. Tutti sperano nel poter gestire la situazione, senza mettere in discussione la divisione tra poveri e ricchi, tra sfruttati e sfruttatori. Una sinistra rivoluzionaria è sempre più necessaria. Franco Corbelli, Liberi e Uguali. Allora, Attilio ha detto che una trasmissione dovrebbe essere un po' più vivace. Io vi invito a restare e a seguirla sino all'ultimo, perché sarà molto vivace la trasmissione di questa sera. Attenzione a questa valigetta, la vedete? L'apriremo prima della fine della trasmissione. Non perdetelo questo momento. Qui vedete anche alcuni giornali ingialliti dal tempo, ma non solo quelli. Allora, andiamo con ordine. Io che gioco in casa devo essere onesto e sincero. Questa è la mia televisione. È la televisione dalla quale io ho promosso innumerevoli battaglie civili e bellissime iniziative umanitarie. Tra pochi giorni, il 17 di febbraio, saranno esattamente 15 anni da quando io ho, da questo studio, organizzato e allestito un aereo per l'Africa. E il 17 febbraio del 2003 io ho consegnato quell'aereo carico di aiuti alimentari all'ambasciatore dell'Etiopia in Italia. Ero a Roma e ho voluto accanto a me il nostro amico comune, caro Paolo, Vittorio Sgalli. Quella mattina chi mi dà questo onore di andare sul nostro sito e vedrà che il servizio è molto bello dedicato della RAI. Questo per dire che da questo studio sono partite tante battaglie a difesa di quei poveri che giustamente il collega ha ricordato. Corbelli, un attimo, Attilio, ho appena iniziato, Attilio, tu vuoi una trasmissione bilancio, fammi parlare. È il primo giro. Ma non ho ancora iniziato, abbi pazienza. Il primo giro è 1 minuto e mezzo. Attilio, 1 minuto e mezzo non è passato, controlla. Dai, tranquillo. A proposito di umili origini, ha fatto bene la collega, li rivendico anch'io le umili origini. Forse per questo continuo a combattere da una vita per aiutare gli ultimi. Non li ho più i genitori, purtroppo, sarebbero felici oggi se mi vedessero così impegnato in questa nuova, bella avventura. Papà, carpentiere, mamma piccola, commerciante. Ecco, chi ha umile origine capisce i sacrifici, sa che significa la sofferenza. Io mi devo fermare? Sì. Non vi muovete, perché oggi capirete chi dovete votare, mi raccomando. Fermati. Giacomo Mancini, centro-sinistra. Per prima cosa un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati, che vinca il migliore. Il 4 marzo la partita è questa. Tra di noi chi prende un voto in più viene eletto, gli altri rimangono a casa. Io ho il privilegio di essere candidato nella città dove vivo, nella città dove lavoro, nella città dove sono nati i miei figli. Io ho 2 bambini, uno
Si chiama Pietro, ha 13 anni, frequenta la terza media alla scuola Zumbini, l'altro si chiama Umbertino, ne ha 10 di anni e frequenta la quarta elementare alla scuola De Matera. È un bambino a sviluppo speciale, ha delle gravi disabilità. Insieme alla mamma ci stiamo occupando di costruire un suo futuro più sicuro nella nostra comunità. Qui lavoro, qui ho iniziato a fare politica al fianco di mio nonno, qui ho rappresentato questo territorio. La prima volta sono stato eletto consigliere provinciale nella Valle del Savuto. Malito è il paese di origine della mia famiglia. Qui ho fatto anche l'amministratore, l'ho fatto con onestà e in questo territorio ho lasciato, attraverso il mio impegno, tante opere che hanno cambiato in meglio la vita della nostra comunità. E ai miei concittadini il 4 marzo chiedo il voto. Bene, fermiamoci qui. Allora, adesso iniziamo a raccontare un po' che cos'è il partito, la formazione che voi rappresentate, qual è la diversità, dove sono gli elementi peculiari che fanno sì che il movimento, il partito che rappresentate si distingue dalle altre formazioni politiche. Cominciamo da Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle. Io credo che il Movimento 5 Stelle abbia creato una grande opportunità perché ha restituito voce ai cittadini. Se io oggi sono qui è perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di aprirsi, non solo sin dall'inizio, quando tutta una serie di attivisti hanno iniziato a portare avanti i principi e le battaglie del Movimento 5 Stelle, ma proprio in questa fase elettorale, sintomo che è un movimento che sta crescendo, che vuole esprimere una forza di governo, vuole esprimere tante competenze. E io mi sono emozionata a Roma quando 10 giorni fa ho assistito alla presentazione di più di 50 curriculum di persone provenienti da tutta Italia che nella loro vita svolgono una professione, hanno un'impresa, lavorano per le forze dell'ordine e hanno deciso di mettersi in gioco, di esporsi in questo paese e per la prima volta mi sono sentita orgogliosa. E poi il programma del Movimento 5 Stelle è un programma partecipato perché è stato costruito attraverso la piattaforma Rousseau e a questo programma hanno partecipato una serie di docenti, di ricercatori che hanno espresso ovviamente i risultati delle loro ricerche, dei loro studi e hanno permesso ai cittadini di poi votare quelle che sono diventate le parti fondamentali di questo programma. Quindi partecipazione, voce ai cittadini sono sicuramente le cose che contraddistinguono il Movimento 5 Stelle. Però non legge i giornali, purtroppo non ha letto i giornali, non ha letto che il programma è stato copiato, non ha letto che l'ammiraglio si è dovuto ritirare, non ha letto... È lungo da leggere. No, è lungo, deve molto lungo. No, non legge i giornali, non segue la comunicazione, ha ragione Berlusconi che insomma... Dottoressa, la realtà è completamente diversa. Scusami, ma tu prima dicevi che bisogna dire la verità. Sì, bisogna dire la verità, e voi non dite la verità. No, noi diciamo la verità. Voi dovete dire la verità. Deve durare 2 ore, Scusatemi. Possiamo procedere così. Se vogliamo avere un minimo di ordine, cambiamo il registro. Allora, prego. Sì, va. E allora, io sono un insegnante e sono da decenni impegnato sul terreno dello scontro di classe e della lotta sociale. Sono il responsabile meridionale del Partito Comunista dei Lavoratori che in questo frangente ha realizzato un piccolo accordo elettorale con un'altra forza altrettanto piccola ma significativa, i compagni di Sinistra, Classe e Rivoluzione. Perché siamo diversi da tutti gli altri, credo che già l'introduzione lo abbia chiarito. Noi riteniamo che di fronte ad uno spaventoso precipizio nel quale è trascinata non solo la nostra regione, tutta l'area del Mediterraneo, tutto il mondo, occorre veramente cambiare spartito. C'è un problema non di politica, ma di chi comanda nella società, perché da questo punto di vista poi si originano le qualità delle politiche sociali. Io da decenni sono stato impegnato nella lotta sociale, io sono un insegnante,
Ricordo che ai presenti e a chi ci sente che la scuola è stato uno dei terreni principali della controffensiva che le classi dominanti hanno scatenato contro i lavoratori. Se poi noi registriamo proprio in questi giorni tutta una serie di episodi assurdi, le aggressioni ai lavoratori della scuola da parte dei padri, gli accoltellamenti, eccetera, eccetera, io vi dico che il fallimento delle politiche governative, dei diversi governi, centrodestra e centrosinistra, verso il mondo della scuola non è solo rappresentato dalla condizione di estremo disagio nella quale gli insegnanti lavorano, ma nell'esposizione degli operatori della scuola alle convulsioni di una società sempre più convulsa e ingovernabile. E, chiedo scusa, un'altra cosa, non solo le lotte contro la buona scuola, sono stato impegnato anche ad esempio nella raccolta di firme contro il Job Act, promosso dai governi di centrosinistra, ma che raccoglie la filosofia della destra e anche quella dei 5 Stelle, cioè che il diritto al lavoro sia l'ultimo dei diritti, anzi sia un non diritto per chi lavora. Di fronte a queste cose, tutte le altre forze politiche sono colluse con l'andazzo delle cose. Cavalcano la tigre che sta sbranando i poveri disgraziati di cui l'Italia è tanto ricca e tanto piena. Giacomo Mancini, centrosinistra. Ma in questi anni la coalizione che ho l'onore di rappresentare si è fatta carico dei problemi e delle emergenze del Paese, ha dato risposte positive in termini di nuove opportunità di lavoro, ha innovato rispetto ai nuovi diritti che attraverso l'approvazione del testamento biologico, delle unioni civili, del dopo di noi, hanno dato risposte che per troppi decenni mancavano. E però sui temi di politica nazionale è giusto che i telespettatori, i cittadini si formino ascoltando i leader. In questa campagna elettorale si andrà a votare con una brutta legge, ma questa brutta legge offre una buona e nuova opportunità, quella di scegliere le persone, quella di scegliere chi rappresenterà questo territorio in Parlamento. E quindi gli elettori, i cittadini possono con coscienza, qui chi prende più voto, chi prende un voto in più vince, e quindi gli elettori, però mi deve far parlare. Sì, ma in questa legge poi discutiamo di legge. I candidati maggioritari fanno i galoppini elettorali che garantiscono poi, perché non c'è il voto disgiunto, l'elezione dei capolista al proporzionale. Non prendiamoci in giro, per favore. Questa legge consente di scegliere il parlamentare di questo territorio, e quindi oltre alle sigle che ci sostengono si possono scegliere le persone, discernendo tra chi non ha fatto nulla per questo territorio e chi invece si è impegnato a rappresentarlo, e quando ha avuto l'onore di amministrare la nostra terra ha lasciato opere concrete. Questo è un momento difficile per il nostro Paese, ancora di più per la nostra regione. Non servono persone improvvisate, persone senza arte né parte, occorrono persone serie, persone oneste che hanno la capacità di prendersi la responsabilità e di non tradire la responsabilità che gli è stata data. Paolo Naccarato, centrodestra. Non deve parlare Franco, No. hai già parlato? No, le faccio io. No, scusa. Mi salto un giro, no? Non salto in giro. Era per rispetto a Franco. Non salto in giro, non ti No, preoccupare. se vuoi parlo io. No, non salto in giro, non mi preoccupare. No, ma io, immaginati, non ho... Ma vedi, direttore, la Calabria vive una crisi del tutto speciale. Io sono d'accordo che bisogna, la grande politica la fanno i leader nazionali, gli indirizzi nazionali sui grandi temi la danno i leader. Noi possiamo dibattere, confrontarci, scendendo più specificatamente sulle problematiche locali. Dicendo la verità, dicevo prima, sì, dicendo la verità. Per esempio io trovo immorale speculare sui bisogni della gente o sulle debolezze dei giovani o dei giovanissimi, che hanno tutto il diritto di essere arrabbiati, si posso dire? Di essere incazzati, hanno tutto il diritto di essere incazzati.
perché non riescono neanche una regalia per i ricchi e un Robin Hood alla rovescia. Non riescono neanche a dare un futuro ai loro sogni. Però non si può cadere dalla padella alla brace. La politica è una cosa terribilmente seria, la cultura è una cosa terribilmente seria, l'impegno sociale è una cosa terribilmente seria. Non si tratta di improvvisare, perché come dire, l'improvvisazione lascia il tempo che trova. La piccola impresa, il microcredito famoso, la difesa del welfare, come dicevo prima, necessita di provvedimenti studiati dentro una visione di sviluppo e noi questo dobbiamo assicurare a questi territori. Franco Corbelle, Libero e Uguale. Allora, devo andare un po' veloce perché altrimenti Attilio poi mi interrompe. Ha fatto bene Giacomo a ricordare il suo legame con la città di Cosenza, che è il legame, immaginate, di chi come me non ha mai lasciato questa città. Ma questa città ce l'ha nel cuore. Ecco, questo è un opuscoletto, lo vedete, è del 1991. Mario, stringi per favore, per ricordare Cosenza. Bene, questo volumetto, sapete che cosa contiene? È la valorizzazione del centro storico, vedete? Dal liceo a Corso Telesio, ci sono tutte le foto belle. Perché ho fatto questo nel 91? E l'ho legato, per la verità, caro Paolo, al libro che avevo fatto allora contro Sgarbi. Errore della mia vita, che riconosco perché lo voglio bene, Vittorio, ma poi è nata un'amicizia e una condivisione per l'impegno civile straordinaria. Nella vita si può anche sbagliare, quell'errore è. Però io avevo legato questo volumetto, ma perché tenevo a questo? Io testimonio che Vittorio ti vuole molto bene. No, lo so, assolutamente. L'amicizia è ma non solo l'amicizia con Vittorio. Parliamo di Sgarbi, naturalmente, del nostro mitico Sgarbi. Beh, perché ho voluto, era il 91. Viene a Cosenza nelle prossime ore. E lo verrò a salutare sicuramente. Questo per dire che il legame con questa città, dove ho studiato, dove mi sono laureato, dove ogni giorno affronto un problema per aiutare le persone. Questo perché voi dovete scegliere il deputato del collegio, ed è il collegio di Cosenza. Ho sentito parlare di sanità, di welfare. Certo, io allora pongo una domanda, e lo faccio con rispetto perché non conosco gli altri due candidati, la gentile dottoressa e il collega insegnante, sono insegnante. Sono rimasto fino a pochi giorni fa a scuola, addirittura adesso non mi vorrebbero dare nemmeno l'aspettativa, immagino un po' che casino che devo fare per continuare la mia campagna, quindi capisco che i problemi sono gli stessi problemi che abbiamo affrontato. Dico un'altra cosa, ho sentito parlare di sanità. Bene, io chiedo ai colleghi, io venerdì sono stato per l'ennesima volta a fare un sopralluogo, una visita, non è una visita, un sopralluogo, nel pronto soccorso dell'Annunziata. Non vi dico che cosa ho trovato. Quei malati sulle barelle, lì nella sala d'attesa, negli sgabuzzini, non c'era un posto dove mettere da 3 giorni perché tutti i reparti erano pieni. Come è ridotta la sanità in queste regioni? Io chiedo ai colleghi, avete mai fatto in questi anni un intervento sul pronto soccorso? Un solo intervento? Siete mai andati a rendervi conto della realtà? Perché oggi chiedete il voto per rappresentare questa città. Siete andati mai a Rogliano a combattere, come ho fatto io, con il bravo sindaco di allora, Pino Gallo, per difendere quella struttura, per proporre, come ho fatto, di creare un centro grandissionato in quella città di Rogliano. Siccome chiediamo il voto in questo collegio, voi avete il dovere di dire cosa avete fatto per la sanità, ed è uno degli aspetti più importanti, ma dovremmo dire per i giovani, i nostri giovani, gli disoccupati di queste famiglie che vivono questo dramma, dove aver fatto tanti sacrifici e che non sanno come poter dare un futuro. Punto. Capite come funziona? Punto. Mi raccomando perché la sorpresa fino a quando gli ospedali saranno aziende nella logica del capitalismo, non ci dovete andare, profitto, ci dovete andare negli ospedali, lei ci deve andare, deve denunciare quello che trova. Sì, l'abbiamo denunciato, ma fino a quando c'è la logica dell'azienda, perché lì c'è la sofferenza in quegli ospedali. Nella sanità i risultati li avete sposato tutti, ma e chi li avete sposati? tutti. Ma io 10 anni fa ho fatto approvare il garante della salute, ma lo sa che significa? Sì, ma lei in una lista dove c'è Bersani e c'è D'Alema, perché non istituiscono? Con tutte le responsabilità ma chi se ne frega di D'Alema, pazienza, ma non puoi fare il gioco delle 3 carte. Ma rappresento la mia storia. Benissimo, ma allora, è una lista che ha questa identità e questa connotazione politica. Ma perché mi deve sostenere in Parlamento, deve sostenere le mie battaglie in Parlamento per la gente.
niente. Per Sì, ma lo che chiedo a loro, fino a fuori. quando ci sarà la logica aziendalistica in tutti i Ma servizi. lei mi vede in Parlamento che io prendo ordine? Ma I secondo risultati lei- sono questi, lei e nella che è sanità, un e uomo nella libero, scuola, lei e che nei è un uomo trasporti, e libero, dappertutto. ma lei che è un uomo libero, mi vede in Parlamento a prendere ordini da Lema, non e lo- io avanza per paese, con rispetto, Sono io molto rappresento contento. i cittadini, Qualora fossimo in rappresento Parlamento, la gente. Ma non li conosce questo signore, è evidente che non li avremmo un conosce. alleato in più. Bene, Anna Laura. Enrico. Lo conosco benissimo. Dunque, allora, mi fa piacere che si parli di visioni, di costruire delle visioni politiche, che la politica è una cosa seria. Intanto voglio dire la prima cosa. Dovrebbe dirla Se di si, male. se si parla di cosentinità, se dobbiamo dare una No, cosentinità, apriamo, allora apriamo. io lo dico, sono nata a Via Monte San Michele 13, sono Dica quante cresciuta a volte è andata a fare Cosenza. visita al pronto soccorso. Diverse, No, lo deve dire, lo deve dire. ho accompagnato diverse persone. No, deve dire quando è al pronto intervenuto a soccorso. denunciare il problema, cosa ha fatto di concreto, non che è andato a accompagnare Ma un io malato. non mi sono mai occupata di sanità, io mi sono occupata di altro, Sì. perché io sì, mi sono occupata di altro, perché appartengo a quella generazione che grazie Sì. a questa politica, Sì. non a lei, perché io la stimo, signor Corbelli, io la la conosco stima ricambiata. e da piccolina seguivo le sue trasmissioni in TV, perché in Africa ci sono stata anche io e mi Bravo. sono occupata di progetti di sviluppo economico e sociale per i paesi dell'area dei Grandi Laghi, martoriati da guerre civili che il colonialismo europeo ha portato in quel continente, quindi io la stimo. Io non mi occupo di sanità, però mi occupo di giovani che hanno delle buone idee e vogliono provare a realizzarle facendo impresa, e mi sono sempre occupato di questo da quando sono ritornata in Calabria. Nel mio piccolo, senza andare a chiedere a nessuno, sto facendo partire dei piccoli progetti imprenditoriali di ragazzi che hanno tra 18 e 20 anni e che si propongono l'obiettivo non solo di fare impresa, ma di valorizzare il nostro patrimonio culturale, ambientale, naturalistico, intellettuale e filosofico. Perché? Perché credo che quando si faccia impresa bisogna fare impresa in maniera corretta e responsabile, sviluppando anche una visione di come questo territorio può crescere attraverso i patrimoni che noi abbiamo, perché troppo spesso ci dimentichiamo che siamo figli della Magna Grecia, che camminiamo sull'oro, quindi io di questo mi occupo. Questo e è mi occupo meritorio, anche da parte tua di è innovazione meritorio. digitale. Non mi occupo di sanità, ma mia mamma ha lavorato in ospedale e so e conosco le battaglie che lei ha fatto, perché alle malattie infettive aveva pochissimi infermieri perché nessuno voleva andare in quel reparto, e mia mamma si è ammalata per stare in quel reparto e fare il lavoro suo conosco la e il realtà. lavoro degli E me ne infermieri. sono occupato, Quindi vero, lo me ne so sono e sono occupato tante d'accordo volte. quando si parla di sanità pubblica, perché la sanità deve Perché ritornare la ad essere un priorità più diritto, importante, perché la dottoressa. salute è un diritto mondiale. Guarda, io le dirò che il lavoro viene dopo, mi perdoni. E lei, vabbè, la ringrazio, stima di cambiare. Ma il lavoro viene dopo, mi creda, prima c'è la salute. Giacomo Noi dobbiamo Mancini, porla come centrosinistra. priorità. Se sarò eletto in Parlamento, ma lo farò tremare quel Parlamento. Altro che non danno un posto ad un malato in ospedale. Ma scherziamo? Mancini, centrosinistra. Ma qua sto ascoltando tante belle parole, tante chiacchiere. Scusa, Giacomo, ma chiacchiera, a chi ti riferisci? Abbi pazienza, io ti rispetto. No, tu non devi dire così chiacchiere. Noi abbiamo fatto un confronto civile. Se mi fa- Facciamo solo spiega, Franco, caro Franco, il tuo impegno, a favore degli umili, soprattutto degli umili della nostra comunità, è noto e merita tra gli altri anche la mia stima, la mia considerazione. Quindi complimenti. La nostra società ha certamente bisogno di persone come te. Ho ascoltato tante chiacchiere, belle proposizioni, ma zero fatti. Io vorrei capire dove sono questi posti di lavoro che sono stati creati, vorrei capire la ricchezza che è stata portata qui, vorrei capire quante volte ci si è alzati in Parlamento per fare gli interessi della nostra comunità. Aspetto di ascoltarlo. Per parte mia, posso orgogliosamente parlare di ciò che ho contribuito a realizzare per Cosenza, per i comuni della Valle del Savuto, per la Presila, per i comuni delle Serre. Sono opere e servizi che si toccano con mano, che utilizzano quotidianamente i cittadini. Ne cito alcuni: il parco tematico all'antica Temesa a Aiello Calabro, i percorsi naturalistici al lago, l'orto botanico a Mendicino, la sala concerti a Moltalto, le sale didattiche e le residenze
residenze per anziani a Panettieri, il centro ricettivo di accoglienza per i pellegrini a Paterno, la ludoteca per bambini e strutture di accoglienza per le donne in difficoltà a Pedivigliani, il recupero della Grancia a Pietrafitta, il centro per la terza età a Rose, il centro commerciale naturale a San Fili, il centro sportivo polifunzionale a Bianchi, l'officina dei piccoli a Carolei, la residenza per giovani coppie a Carpanzano, e potrei continuare perché la lista è molto molto lunga. Queste sono le opere che io ho contribuito a realizzare, e occorre in questo momento di difficoltà persone serie, persone credibili, persone che si sanno prendere le responsabilità e lavorino a fianco della nostra comunità, ad iniziare dalle persone più deboli e più in difficoltà. Punto. No, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Mi taccio. Fermarci per la pubblicità, torniamo tra pochissimo in diretta, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tornati in diretta, il turno di Siclari, partito Sinistra Rivoluzionaria. Sinistra Rivoluzionaria. Vabbè. Rispetto a che cosa devo parlare vado a ruota libera allora. No, rispetto a cosa. Se vuole inserirsi la scia di quello che ha ascoltato, mica le posso dire, parli del sesso degli angeli. Certo, fino ad ora credo proprio del sesso degli angeli di non avere parlato, anzi siccome si parla tanto di concretezza, non era una sua, non era dal punto di vista dei lavoratori io credo di avere detto le uniche cose concrete. Parto dalla questione della sanità. Qua il problema della sanità. Le chiedo scusa, visto che lei mi ha interrotto, la interrompo anch'io. Sì, certo. Dal punto di vista del lavoro, tutte le opere che ho elencato, soltanto una parte, poi l'elenco ancora lungo, hanno creato lavoro, hanno creato occupazione, hanno dato lavoro alle imprese che hanno realizzato le opere, danno lavoro a coloro i quali oggi le gestiscono. Così si interviene nella società, così si fa il bene della comunità, così in qualche modo si fa crescere, altrimenti rimangono solo belle parole, rimangono tante chiacchiere, l'Africa, ma poi di vero che cosa c'è? Nulla. Quindi in questa fase occorre... La lotta viene messa in discussione, non si può andare avanti con i pannicelli caldi. Le cose che ha fatto forse saranno meritorie, ma sono dentro una politica che a fronte di un vantaggio provoca 1000 disastri. Questa è la verità e su queste cose noi ci dobbiamo muovere. Il problema della sanità, noi ci prendiamo in giro come quello della scuola. Tutte queste cose sono la ricaduta di un elemento fondamentale. Lo Stato italiano oggi è prigioniero delle banche, c'è un debito pubblico. Lo Stato italiano che è uno Stato borghese, si trova di fronte a un dato elementare. L'economia reale non funziona più, le banche devono rientrare, lo Stato si indebita, si crea un debito pubblico spaventoso e da qui viene messo in discussione servizi elementari, scuole, sanità, trasporto, tutto quanto. Fino a quando non si annulla il debito pubblico, fino a quando non si annulla questa rapina che toglie ai poveri per consentire ai ricchi di ingrassarsi, non ce ne sarà per nessuno e poi tutti i posti di lavoro, tutte le mirabilie che si creano sono un millantato credito. Oggi in Italia abbiamo ad esempio il signor Renzi, il quale chiede di fare continuare l'esperienza del Partito Democratico a sinistra per andare avanti sul terreno della creazione dei posti di lavoro. Lui che non ha mai lavorato, non solo, ma che ha messo in piedi un meccanismo infernale, il Job Act, che ha continuato la linea delle privatizzazioni e della precarizzazione del lavoro. E mi riferisco anche agli amici, non certamente dei 5 Stelle, che in una situazione di sfascio totale, in cui vengono meno i diritti essenziali per i lavoratori, ci dicono che destra e sinistra non ci sono più, ci dicono, l'ha detto Di Maio, che bisogna intervenire sui sindacati, ma proprio mentre si dicono queste cose a Roma abbiamo delle collusioni pesantissime con la criminalità organizzata, con Casa Pound, e abbiamo un comune che ha portato dentro l'esperienza amministrativa da Roma personale politico che c'era dentro
il periodo dei palazzinari, la famiglia dei Marra. Devo Ma a che interrompere. gioco stiamo giocando? Devo interrompere, Paolo Naccarato. Centrodestra. Ma guardate, io sono senatore in carica, uscente, eletto in Lombardia alle ultime elezioni. Diciamolo, con la Lega, ma diciamolo. Ho così, fatto, sì, ma mica... Non ci è ma- vero, non tutti ci lo sanno. mancherebbe. No, però, Allora, Paolo è una voglio persona dire, simpaticissima. io non ho un lungo Però lui elenco... ha questo potere di passare dalla Lega Franco, ma insomma, io non ho avuto l'opportunità di fare questa lunga lista di opere che meritoriamente Giacomo ha Ne ho fatto. letta soltanto No, meno ma- della metà. Ma te ne do atto, non ho Grazie. nessun problema. Fa Ho piacere. fatto una sola cosa per la Calabria, per la mia regione e soprattutto per la mia provincia. Non so se vale forse tutto quell'elenco di cose insieme, a patto che adesso chi di dovere mette in esecuzione quello che io ho fatto. Ho presentato un emendamento alla legge di stabilità, ultima, e mi sono battuto con i denti per farla approvare perché c'era una manovra del solito gioco delle tre carte fra governo, ragioneria generale e maggioranza, per cui sono stati destinati alla Calabria 734 milioni, ripeto il numero perché 734 milioni di euro che stavano sottraendo, che erano destinati a asfaltare le buche della Calabria, a rifare la viabilità interna della Calabria, ed erano i soldi che l'ANAS stava cercando con un sotterfugio di incamerarsi del mancato ammodernamento dei 58 chilometri che non sono stati ammodernizzati della Salerno-Reggio Calabria. Chi di dovere li spendesse questi soldi? Cosa aspettano? Aggiustassero queste strade, sono piene di buche. Io stanotte ho fatto la strada provinciale che da Cerisano va a Fiumefreddo. Beh, insomma ragazzi, è in una condizione di rischio. Così come la 106, spendete i soldi, create occupazione, fate lavorare le imprese. Giovani geometri, giovani, tutti possono trovare un'opportunità. Ma perché non si spendono questi soldi, Fra? Lasciamo questo punto interrogativo. L'ho detto Lasciamo già questo io. punto interrogativo. L'ho detto già io. Perché? Perché no, bisogna no. ingrassare le banche. Questi sono fatti, e gli enti Franco, locali non devono me ne avere devi più dare nulla. atto che questi Questa sono è la fatti realtà. concreti. Voi tutti come l'avete mi hanno causato dato questa atto anche situazione. Ma i con quale faccia vi giornali presentate e le all'elettorato? istituzioni Quanti? calabresi. Facciamo parlare 5 Stelle. Per la Scusa, serie che Ti c'è prego sempre da imparare. di escludermi dal... Magari Personalmente sì. Bravo. Personalmente sì. Tu sei una persona onesta. Allora, io intanto... No, siamo tutti persone oneste. No, siccome parlavo con lui, siamo tutti Scusate, fate L'onestà parlare. è un prerequisito, noi non è che... No, è chiaro. È chiaro. Ma siccome si è rivolto a me, No, il suo chiarimento non era Vi devo fermare. dalle persone dei presenti. Io Laura capisco Enrico. che le questioni sono tutte molto calde e c'è di positivo che c'è sempre da imparare, quindi anche in questa esperienza che sto facendo sto imparando tante cose, insomma, a confrontarmi con regole un po' strane. Allora, mi fa piacere che il signor Mancini abbia elencato tutte le sue opere, così come il signor Naccarato abbia parlato di quello che ha provato a fare il suo schieramento, la sua forza politica, però io in Calabria ci vivo da diverso tempo e mi interfaccio con una disoccupazione che è al 65% e con più di 50.000 persone che negli ultimi anni hanno lasciato la mia terra. È un po' come se tutta la città di Vibo Valentia improvvisamente una mattina si fosse risvegliata e non avesse trovato più nessuno.
Ma questa percentuale di disoccupazione lei come l'ha risolta? Ci ha spiegato che ha facilitato tante persone a inserirsi nel mondo del lavoro. Mancini, no, signora Enrico, siccome lei ci ha spiegato che ha fatto l'imprenditore, che ha fatto tante cose, guardi, andava un po' a rispondere. La prego, guardi, senza neanche confrontarsi con me guardandomi negli occhi e preferito andare alle offese. Sì, ma io non ci voglio entrare in questo territorio. No, io le ho detto guardi, quello che è lei che mi sta, che cosa ci spieghi quanti posti di lavoro quindi uno. Quindi è questo, quindi stanno partendo, quindi non ha fatto niente, quindi non ha fatto nulla. Ho capito. Ma guardi, l'abbiamo letto, sfortunatamente, sì, guardi, mi fa piacere. Invece è saltato da un partito all'altro provando a farsi eleggere, una volta con il centrodestra, ma guardi che di salto della vengo nel luogo pubblico, guardi, lei fa campagna elettorale, in un luogo pubblico, questo lei gestisce un'azienda in un luogo pubblico, un luogo di tutti, perché lei la gestisce e gli studenti dell'Unical non possono entrare lì? Quanto paga? Ci dica quanto paga. Sta facendo. Stop. Allora, fermate, se no vi abbasso i microfoni. Allora, concludiamo l'intervento, se no sottraiamo spazio agli altri. Ci stava spiegando i posti di lavoro che ha creato. Però fermiamoci qui, prego. Vada. A me piacerebbe poter parlare di programma, poter parlare di contenuti. Allora, intanto noi nel nostro programma parliamo di reddito di cittadinanza, che può porre fine anche a tutto quel meccanismo perverso dell'assistenzialismo che è stato sempre praticato, soprattutto a queste latitudini. No, si può fare. Perché non si può fare? Si può fare. È un reddito che tra l'altro può permettere... È un'altra menzogna che somministrate ai giovani. Scusami, ma non si può fare. Ma vedi che non leggi i giornali? Ma leggi i giornali, basta informarsi. Se dobbiamo giocare alle regole di chi grida di più, no, basta leggere. Altrimenti parliamo di contenuti. Facciamo finire, per favore. Facciamo finire. Prego. Se no è inutile. Vada avanti. Io sono la prima che cambio canale in TV quando vada trovo avanti. Io non li seguo. Con il reddito di cittadinanza si può dare l'opportunità ai giovani o a chi ha perso il lavoro non solo di portare il pane a casa, ma anche nel frattempo di informarsi e di aggiornarsi per rientrare nel mercato del lavoro o entrare per la prima volta nel mercato del lavoro. E il reddito di cittadinanza che prevediamo noi nel nostro programma obbliga chi lo percepisce a svolgere attività in maniera gratuita per 8 ore settimanali per l'amministrazione pubblica. Questo significa che i comuni potranno avere a disposizione un sacco di giovani e non che potranno svolgere tutti quei servizi per i quali noi continuiamo a pagare le tasse e che spesso non hanno la qualità che dovrebbero avere. Poi parliamo di riforma dei centri per l'impiego, perché i centri per l'impiego devono diventare degli spazi dove la domanda e l'offerta di lavoro si incontrano per davvero, dove c'è un'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, dove si parla di nuove professioni, di tutte quelle professioni legate al digitale, perché nessuno lo dice, ma nel campo dell'innovazione digitale anche in Calabria c'è zero disoccupazione e questo è un ambito sul quale realmente si possono costruire nuove opportunità di lavoro, nuove opportunità di impresa e nuove professioni. E poi la banca pubblica per gli investimenti, una banca fatta dei fondi costituiti da tutti i tagli alla politica che si ingrassa e si ingrossa alla faccia dei cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese, una banca pubblica che vuole investire sui giovani che fanno impresa, vuole investire sull'agricoltura, vuole investire sulle famiglie, permettendo a noi giovani di avere dei figli, perché se io ancora a 37 anni non posso avere un figlio è perché non me lo posso permettere. Stop. E allora una precisazione, e poi deve andare... la verità è sempre rivoluzionaria. Il reddito di cittadinanza come diceva Gramsci e Lenin
il reddito di cittadinanza è l'oggetto di un mercatino delle vacche. Si dà il reddito di cittadinanza, ma si liquida la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali. Il reddito di cittadinanza non dà nessuna garanzia di rientro a un posto di lavoro. La cassa integrazione obbliga il datore di lavoro a riassumere il personale che ha collocato momentaneamente fuori produzione. Ci sono delle cose elementari da dire. Se si accetta questo meccanismo, si accetta anche il fatto che ci sia una legge scandalosa come la legge Fornero, che costringe migliaia e migliaia di lavoratori a stare a marcire. Tu hai 37 anni, io ne ho 67, e se non ci fosse stata la legge Fornero, che voi tutti avete voluto, io sarei stato in pensione. Io non c'ero, sì, quindi sono non ho voluto un bel niente di questa legge Fornero. Non facciamo di tutte io le vorrei erbe assumere, un io fascio, vorrei che perché noi sennò poi ci diventa assumessimo un impegno. veramente imbarazzante. Chiedo Io scusa, sono d'accordissimo. 30 secondi per chiudere. Facciamo finire. Si impegna a portare in Parlamento la proposta di abolirla subito. Noi ce l'abbiamo nel programma. Bellissimo. Paolo, Assolutamente sì. I soldi ci sono. L'abolizione della legge Fornero. Certo. Dillo però, Certo. in maniera convinta. Non lo può Non te ne dire. pregare di Lui ha qualche difficoltà, io no. Annullando il debito pubblico. Dimostra la tua E perché indipendenza. i posti di lavoro si creano non con l'estemporaneità, ma con una battaglia, con una lotta per ridurre l'orario di lavoro a parità di paga, Anche, certo. per costringere loro signori a mettere meno le mani sull'economia e a dirottare soldi verso il mezzogiorno. Allora, andiamo con ordine. E Mario, mi riferisco alla... Ma sei proprio a casa tua qui, li chiami tutti per nome. Allora, iniziamo qua. Che sto per aprirla. Allora, abbiamo parlato di tante cose. Ora, Giacomo ha elencato una serie di iniziative che ha fatto l'Elevore, così come quelle della collega Enrico, di Paolo, l'amico Sicari. Bene, io vado con la storia. Non abbiamo ancora parlato di rimborsi, non abbiamo parlato di cosa facciamo della nostra indennità. Una parentesi, la apro e la chiudo subito. Io sono stato eletto consigliere provinciale, da solo, ho anticipato i grillini, perché probabilmente forse hanno ragione chi scrive sul mio profilo che il più grillino dei grillini sono io e che magari con i grillini avrei fatto chissà quale grande successo. Forse hanno ragione, perché in tante battaglie mi riconosco con i grillini, ci mancherebbe altro. Non c'è bisogno neanche che lo dica. Ma lei non è grillina, quindi puoi Puoi chiedere il voto. Puoi chiedere il voto. L'onestà mia mi porta a riconoscere anche chi c'ha i meriti, come tu hai elencato le opere, sono fatto così, non è che mi preoccupo del voto, ma chi se ne frega assolutamente. Liberamente devono scegliere sulla base della storia e di quello che pensate ognuno di noi 5 può fare in Parlamento e poi valutate. Hanno detto, io sono stato eletto consigliere provinciale da solo, come diritti civili contro i due schieramenti. Sapete come ho utilizzato l'indennità? Per finanziare iniziative umanitarie. Vi prego, amici della provincia, vi autorizzo a dare visibilità a tutti gli atti miei, a dove ho mandato i soldi. Fatelo vedere. Adesso aspettate un po'. Lo vedete questo libretto degli assegni? Bene, io lo scorso anno ho accettato, con grande sacrificio, perché io mi trovo a disagio nel palazzo, l'incarico di delegato dei diritti umani della regione. E la mia indennità ogni mese confluiva in questo librettino. Ho aperto alla Banca di Torano, il mio piccolo comune, un fondo sociale. Non ho voluto un euro. Ho rinunciato a tutti i rimborsi spesi. Ho rinunciato finanche, pensate un po', al posto parcheggio macchine, no? Non toccare, quello riservato ai dirigenti. Fra, non toccare il tema dei rimborsi proprio oggi, per favore, se no mettiamo in imbarazzo. Parcheggiavo la macchina lì nel grande, parcheggi andavo a piedi, perché no, quello era un privilegio, io non potevo per la mia Può essere storia letto in tanti sensi. Che cosa ho fatto? Mese per mese ho preso la mia indennità, Non per la tua persona, non per la tua su persona. questo libretto e ho utilizzato 8.000 euro per aiutare poveri, tutto documentato sul mio sito, euro per euro, centesimo per centesimo. No. È finita? No. Bene, dovete votare il 4 di marzo. Chi pensate che possa rappresentare in Parlamento? Non andare a scaldare o a prendere ordine, ma dare forza, voce a chi non ce l'ha. Punto. Fermiamoci qua. Alla prossima. Sì, velocissimi, siamo proprio in Aprire no, sì, dopo l'apre dopo. L'apriremo. Allora, adesso abbiamo rapidamente Ma un dopo alla giro, prossima un trasmissione, giro, no. un giro senza. Scusate, si siede. Allora, scusatemi un attimo, per favore. Allora, non facciamo adesso dialogo, confronto,
Facciamo solo 2 minuti rapidamente. Vi pregherei di non fare inviti al voto, ma di inquadrare la vostra proposta all'interno del vostro progetto politico, certo, non personalizzare. Allora, partiamo da Sicle, dai, 2 minuti. 2 minuti. E allora, è l'unico voto che non promette una scorciatoia, è l'unico voto che dice che le cose in Italia cambieranno con un governo dei lavoratori, che bisogna cominciare a costruire non dal voto a un partito alle elezioni, ma attraverso un processo di lotta. È un voto per un governo dei lavoratori che è solo a raccogliere un'indicazione che emerge sempre più chiaramente dal disastro della società. C'è chi si propone, come gli amici di Potere al Popolo, di voler costruire una scorciatoia illusoria che porti al superamento delle crisi congestendo il capitalismo. Per cui questa lista, che non a caso rimuove falce e martello in riferimento al socialismo e al comunismo, oscilla tra le simpatie e l'adesione di alcuni centri sociali e al tempo stesso con la presenza di assessori. Rivendica questa lista, che è quella degli amici di Potere il Popolo, una continuità con dei soggetti imbarazzanti che sono stati, come il ministro Ferraro, tra i responsabili dello sfascio sociale che è avvenuto a partire dai governi Prodi in poi. Noi siamo contro e fuori di questa logica. La nostra lista, che è dietro questo simbolo, è l'unica lista che non promette di governare il capitalismo, ma di rovesciare il capitalismo. Bene. Non sono utopie. Oggi il capitalismo è incompatibile con i livelli minimi di sopravvivenza della società. La lista di sinistra rivoluzionaria è l'unica lista che vuole il suo rovesciamento. Punto. Giacomo Mancini. Mi piace parlare di cose concrete. Quando ho avuto la responsabilità di governo mi sono distinto per fatti, opere e servizi. Se avrò il sostegno e il voto dei miei concittadini, inizio qui con un impegno forte e formale. Devolverò la mia intera indennità da parlamentare, visto che io non campo di politica, io ho un mio lavoro che mi fa vivere dignitosamente, devolvo la mia intera indennità da parlamentare a beneficio delle associazioni presenti nel nostro collegio elettorale che si occupano di persone con disabilità. C'è un mondo che soffre, rispetto al quale ci sono troppo poche attenzioni concrete. Nel mio piccolo voglio dare un contributo affinché possano lavorare meglio e possano avere una maggiore attenzione. Quindi cose concrete, perché la nostra terra ha bisogno di responsabilità, c'è troppo disagio, c'è troppa crisi, c'è troppa delusione e questo disagio, questa crisi, questa delusione si affronta con serietà, con competenza, non con improvvisazione. Bene. Non parlando di Africa, ma parlando di Cosenza, di Malito, di Grimaldi, di Rende, di Castrolibero, pensando ai giovani universitari che la mattina si svegliano presto, fanno i sacrifici, chiedono ai loro genitori di affittare un piccolo appartamentino nelle vicinanze, non hanno la fortuna di poter gestire spazi all'interno dell'università a titolo quasi gratuito come qualche candidato qui presente fa. Ci vuole attenzione per chi ha bisogno e lo bisogna fare con serietà, con concretezza e con determinazione. Paolo Naccarato, centrodestra. Esperienza, serietà e impegno. Questo è lo slogan della campagna elettorale che sto portando avanti qui a Cosenza. Sono le caratteristiche che contraddistinguono la mia persona e io sono qui col mio profilo, la mia storia, la mia indipendenza e la mia autonomia. Io credo di poter fare molto per questo territorio, lo farò con l'impegno e la serietà che chi mi conosce sa, insieme alla passione che metto nelle cose, essere il mio tratto distintivo. Questo è un territorio che ha bisogno non più di chiacchiere ma di risposte. Questo è un territorio che ha bisogno di non illudere, ma di fare. E io non partecipo al chiacchiericcio che purtroppo nelle campagne elettorali spesso si fa. Io
assumo un impegno personale di esserci, di continuare ad essere nella mia terra, la mia Cosenza. Io ho studiato il Bernardino Telesio, è una città che amo, un territorio che guardo con grande rispetto a tante problematiche anche spicciole che non trovano risposta. Sarò accanto a tutto questo mondo, insieme al mondo delle imprese e dei giovani, dicendo soprattutto ai giovani: non ascoltate le sirene di chi cerca di ingannarvi, perché questo io lo trovo immorale. Top. Allora Enrico. Io vorrei che la mia Calabria avesse un po' di memoria, perché basta un po' di memoria per scegliere di andare a votare liberamente secondo coscienza. Io sono questa, questo è il mio volto, la mia storia è sul web, si può analizzare, si può studiare. Ho fatto tutto con le mie forze, io appartengo a quella classe piccola, media, che nonostante tutto e tutti continua ad andare avanti in questa terra, continua ad investire e fa delle proposte che partono dal basso, e vorrei poter trasformare queste mie competenze in un'esperienza politica, perché sento di poter dare un contributo in più alla mia terra, perché già con questa candidatura io ho deciso di fare un atto di amore verso la mia terra, e dopo questo mese, comunque vada, io ritornerò dai miei giovani, ritornerò nella mia azienda, ritornerò a fare quello che con tanti sacrifici ho continuato e sto continuando a fare. Grazie. Corbelli, siamo in chiusura. Allora, iniziamo da Giacomo Mancini, dal mio amico. No, questo è l'appello. No, però, non l'appello. No, a proposito, ha toccato un tema importante, la disabilità, assolutamente. Sono contento che segui anche sulla mia scia quella di destinare l'indennità alle persone che hanno bisogno. Io ti ho anticipato nel senso che ho incontrato, e lo voglio salutare, il presidente di questa associazione, Gianfranco Cristiano, che si occupa di disabilità, e stiamo insieme cercando una sede, ma se non ci sarà una sede, e ci dovrà essere, io mi farò carico di pagare il fitto della sede per i 5 anni di legislatura, per quanto riguarda i miei amici cari che ho nel cuore dei disabili, ma non li aiuto da adesso. Sapete quante storie di disabili ho risolto in 30 anni? Attilio, siamo pronti? Mario, prego. In questa valigetta c'è la mia storia, c'è la storia della Calabria, della sofferenza, c'è la storia dei poveri. Ci sono 1200 lettere in questa valigetta. Ora io vi invito a prenderne una a caso per dire in quale paese sono intervenuto, quale povero ho aiutato, quale bambino ho ridato il sorriso, quale malato ho fatto ricoverare, quale battaglia umanitaria ho vinto, quale legge ho fatto approvare. Una a caso, sceglietene una a caso. Si deve sedere, però, si deve sedere. 1200 lettere, 30 anni di storia, di battaglie, tutte documentate sul nostro sito. Nome, cognome, i volti della sofferenza. Io per questo mi sono candidato, per continuare in Parlamento queste battaglie. È uno scandalo che io non sia da 20 anni in Parlamento per la mia storia. Io sono convinto che gli amici cari che ho qui, se potessero votarmi, sarebbero i primi a darmi il voto, perché mi hanno manifestato stima che ricambio. Purtroppo vincerà uno solo. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Perché li stanno cacciando via. Auguri a tutti. Stop. Abbiamo chiuso qui questo Riprendere però, per favore. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani. Questa è la campagna elettorale, sono i pensieri, i progetti, le idee che stanno dentro alle proposte dei partiti, dei movimenti. Arrivederci, vediamo domani. Arrivederci. Ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.